Lecture per il Sabbat Sant dai quattro Vangeli di Matteo, Marc, Luca e Giovanni a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Leggiamo dal Vangelo di San Matteo, il capitolo 28 dal versetto 1 al versetto 10, racconta la resurrezione di Gesù vista dalle donne che vanno al sepolcro. Dal Vangelo di Matteo. Passà il Sabbat, all'alba del primo dì della settimana, Maria de Magdala e l'altra Maria andà a visitare il sepolcro. Ma ecco che sta un gran terremoto. Un angelo del Signore, venu giù del cielo, le andà lì, la burluna via la preia e che se setà de sura. La sua vista l'era come la lusnada e la sua vesta bianca come la neve. Per estremissi, che gana vu, de lui i guardi tremavano in luchi. Ma l'angelo la die don, gavinò de vec paura, mi su che cerchi Gesù e crocifisso. Le minga chi? Le resuscità come l'aveva di. Veni a vedersi in due l'era de post. Su, svet, andì a dica ai suoi discepoli, le risuscità dei morti, e adesso le andai innanzi in Galilea. Là il vedarì. Ecco, mi ve lo di. Bandunai impressa il sepulcro, con timore gran letizia, i doni in corsa dall'annunzio ai discepoli. E ecco Gesù che va incontro e gli disse, salutavi alter, e l'urghin andà rent, han stringiù i sopè e l'hanno durà. Allora Gesù e gadì, gavinò deve paura, andè annunziare ai miei fradei di andare in Galilea, che là mi vedranno.